È un plauso al comune, perché è singolare che un comune intanto si inserisca nel mese dei diritti umani, forse il primo, è forse l'unico, e che ponga, come dire, questo argomento all'interno del mese dei diritti umani, che è il lavoro. Come voglio affrontare il lavoro? Oltre che esperta del mercato del lavoro, io vengo dalla trincea. Io mi sono occupata per 10 anni di servizi sociali comunali e dopo mi sono sempre occupata di politiche attive del lavoro. Questo voglio sottolinearlo, è quello che chiedevo il taglio da dare, perché il lavoro, noi di solito parliamo di lavoro nella sua accezione più ampia, come se il lavoro, come dire, fosse nel suo significato più ampio una cosa quasi astratta. Bisogna scomporre il lavoro. Io mi occupo di politiche attive e servizi per il lavoro, che sono una parte del lavoro. Questo volevo dirlo perché se no si rischia proprio di fare filosofia e basta sul lavoro. Prima di esplicitare quello che faccio e delle politiche che si attuano nei confronti dei cittadini, volevo ricordare la ricorrenza. Tutti sanno, gran parte delle persone qui che conosco, è passato un anno dal referendum sulla Costituzione, che mi sono trovata l'anno scorso, in questo periodo, ovviamente la ricorrenza, tanti di voi, a salvare la Costituzione e quindi a salvare gli articoli. Voglio ricordarlo, l'articolo 1 è quello sul lavoro, contemplato quindi il lavoro all'articolo 1 della Costituzione, però è contemplato il lavoro in tutti gli articoli della Costituzione, in maniera trasversale. Ha detto bene prima l'assessora quando ha citato due articoli, perché il diritto al lavoro è espresso trasversale, anche quando parliamo dell'articolo 3, quindi delle donne, della parità di genere, o parliamo di altri articoli, è sempre il lavoro che è contemplato, è quello che poi, anch'io a me spaventa la felicità, io la vivo a momenti, come dire, è sempre un rincorrere filosoficamente la felicità, concetto filosofico nella sua accezione. Diciamo che sono momenti, è quello che si cerca, ritornando un po' alla realtà, è di perseguire, di vivere quel benessere legato al reddito, al lavoro, che spesso non si ha. Complimenti al progetto, io non ho letto il libro perché non ho avuto modo di venire a Cagliari, quindi lo farò volentieri, anche perché io sono appassionata di fumetti, tutta la mia gioventù spendevo tutti i soldi di fumetti, ancora oggi lo faccio, e quindi mi piace molto il fatto di trasmettere dei concetti così difficili, noiosi, che riguardano le persone e che non si riesce a digerirli. Ma così neanche gli addetti ai lavori, spesso e volentieri, anche noi stessi rifiutiamo quel tipo di analisi anche sulla crisi o di tipo economico, sono concetti noiosi. Figuriamoci spiegarli alle persone, come diceva Benny prima. Sono concetti che ti riguardano perché rappresentano te stesso, la tua vita, il tuo progetto di vita attraverso il lavoro e non solo. E però questo può essere un modo, quello del fumetto, abbastanza comunicativo, e quindi mi riferisco non solo al libro ma al vostro progetto nelle scuole, è importantissimo, al di là delle piazze, perché ormai in piazza non viene più nessuno, al di là delle situazioni convenistiche dove comunque continuano a parlarci addosso, lo dico,
riprendo il discorso appunto che Paolo faceva, è ovvio che ha toccato tutti, però mi riferisco anche a un altro concetto espresso da Roberto, la Sardegna delle disuguaglianze, è chiamata così, perché poi la crisi del 2008, che forse nel 2011 ci si è accorti, ma noi, che non era più una crisi congiunturale che passava così, come altre crisi avute, bensì si trattava di una crisi strutturale, e quindi si è cercato di dare delle risposte, o si cerca di dare delle risposte a questa crisi strutturale. È difficilissimo. Come si declina la crisi nei territori? Si declina in maniera differente. Siamo in Sardegna e do due dati sulla Sardegna, ma tutti quanti conosciamo i dati. E quindi la crisi che si declina diversamente nei territori, e la Sardegna sta su disoccupazione, non perché io voglio elencare i dati, solo quelli della Sardegna, 17,3 tasso di disoccupazione, l'Italia è l'11,7, di cui i maschi 16,8 e le donne 17,8. Quella giovanile, 43,7 in Sardegna, per la disoccupazione giovanile il target è quello 15-29, per intenderci quello della misura di garanzia giovani UGI, per parlare di una politica attiva di cui parlerò dopo, che si sta svolgendo appunto in tutta Italia e in Sardegna. Quindi la disoccupazione giovanile è del 43,7, in Italia è del 28,4. Perché bisogna scomporre e non bisogna parlare di questa crisi, perché spesso vogliono farci credere sì, è crisi dappertutto, non solo qui. No, ci sono delle differenze, non è solo qui così, però va declinato, e quindi il lavoro, diciamo, politico, tecnico, politico, amministrativo, di chi programma le politiche del lavoro deve tener conto di questi dati, non perché ci piacciono i dati, ma perché sui dati che io poi faccio le politiche, devo programmare le politiche. Come si è persone con disabilità, mai un dato pervenuto. Infatti chiedo a Roberto, perché da un po' che voglio occuparmene, e quindi del lavoro delle persone con disabilità. Perché è un lavoro enorme da fare, non solo dal punto di vista statistico e di dati, riguardano, sono dentro questi dati sulla disoccupazione, però il collocamento mirato, quindi una normativa, quella della 68, del 99, che è vecchia e che è ancora comunque vigente, presuppone un lavoro mirato sulle persone, che sono tantissime e sono in crescita. Questo per riportare il discorso alla questione della felicità e anche alla questione della mancanza di lavoro, che genera sempre più un disagio sociale notevole e che sfocia poi in aspetti di carattere psicologico e non solo, riguardanti anche la disabilità. Questo ve lo dico perché sono un operatore del front office, io ricevo coordino i centri per l'impiego attualmente, più di un centro per l'impiego nel Sud Sardegna, e quindi vedo come media 100 persone al giorno, tra disoccupati, inoccupati, percettori di ammortizzatori sociali e gran parte con persone con disabilità. Spesso le due cose sono, come dire, fanno parte del curriculum, la disabilità e quindi la mancanza di lavoro, per cui vi sto parlando di cose vere, ecco. Bene, quindi l'appello era, prima che mi dimentichi, a Roberto, se riuscissimo ad affrontare questo aspetto delle persone con disabilità legate al lavoro e quindi anche a tutta la questione delle imprese che non assumono, anche se sono temperanti e così via, spesso volentieri sono solo le cooperative di tipo B che si fanno carico, come la vostra, di queste persone. Le altre aziende preferiscono pagare le multe, insomma, prima di assumere disabili. Quindi,
tornando al discorso dei dati, sono drammatici questi dati e come vengono fatte le politiche sui dati? Vado un po' all'Italia, non mi soffermo su altro. Si è cercato di dare una risposta a questi dati col Jobs Act, perché è una grande riforma, quella del Jobs Act del 2014, che ha cercato di dare risposta alla drammaticità della disoccupazione in Italia e anche in Sardegna, subito dopo, attraverso il Jobs Act. Rilevo subito una cosa, che del Jobs Act se ne discute solo ed esclusivamente per l'articolo 18. Non che io, anzi, è una battaglia da portare avanti, quella dell'articolo 18, quella delle non tutele, quindi delle tutele dei lavoratori all'interno delle aziende e così via. Però io voglio comunque leggere la denominazione della legge 183. Delega al governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, quello di cui mi occupo io, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, contratto tutte le crescenti e tutte quelle negatività che i lavoratori vivono all'interno delle aziende, dell'attività ispettiva e di tutela, lavoro sommerso e quant'altro, conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Ora, dentro il Jobs Act c'è tutto quello che è la riforma del welfare. Non è solo il lavoro. Jobs, plurale appunto, presuppone più temi e noi dobbiamo cogliere la pluralità di questi temi all'interno del Jobs Act, vale a dire capire se il Jobs Act dà risposte alla drammaticità della condizione italiana rispetto al lavoro e non solo, e capire invece cosa non si è attuato attraverso il Jobs Act. Questo perché, tornando appunto ai dati, perché faccio il discorso dei dati? Perché spesso e volentieri sono oggetto di uso politico a seconda della fonte e i cittadini vengono distratti continuamente con questi dati. Sì, il Jobs Act è bene, allora i dati vanno saputi leggere e non banalmente buttati ai cittadini a seconda dell'orientamento anche politico, lo dico, pur dicendo che i dati, per quanto mi riguarda, gli effetti del Jobs Act sono negativi sul precariato, sulle forme di contratto e così via, però dobbiamo stare attenti a non farne oggetto di strumentalizzazione politica, perché i dati Istat sono fatti sulle medie. Quando a me chiedono i dati dei centri per l'impiego, sono fatti sulle teste delle persone, e quindi le conto. Se invece i dati li suona un altro organismo, perché sono almeno 10 o 12, voglio dire, la lettura dei dati è per gli addetti ai lavori, non possono essere usati così per appiacimento, dico io, per gli effetti negativi o positivi di quei dati. Generalmente in Sardegna vengono come dire, proiettati all'esterno alla fine della stagione estiva. Sappiamo tutti che il turismo in Sardegna in quegli anni, in quei mesi, ha sempre picche di dati, voglio dire, in aumento. Oppure vengono usati in maniera sbagliata quando, come dire, ad una certa data il numero degli iscritti o dei
riguarda il Jobs Act, l'analisi che è quella giusta è quella che c'è stato sì un aumento dell'occupazione, in questo non dobbiamo negarlo, però è aumentato tantissimo il precariato e quindi le forme di contratto aziendale fatte a seguito, adesso qui vi parlo di politiche attive, di incentivi e bonus occupazionali alle aziende che in qualche maniera hanno avuto i lavoratori quasi gratis. Quindi questo è un po' il dato del Jobs Act reale. Non voglio demonizzare poi tutti gli strumenti di politica attive, perché ci lavoro, ne riconosco come dire, la bontà di alcuni, di altri meno, però purtroppo noi stiamo vivendo una situazione che le politiche attive del lavoro e dell'elenco, tirocini formativi, i bonus alle aziende per contratti a tempo determinato, misure di garanzia a giovani riferiti ai nostri giovani, formazione professionale non a sistema e quindi la formazione professionale è la prima politica attiva del lavoro che non funziona perché non è rispondente alle esigenze delle aziende e neanche a quelle dei cittadini e dei nostri giovani. Per cui non sto demonizzando questi strumenti perché sono strumenti validi e importanti solo se sono inseriti all'interno di un sistema del lavoro accompagnato alle politiche di sviluppo. Perché prima vi ho detto di cosa devo parlare, il lavoro e meglio spacchettarlo? Il lavoro è trasversale. Il lavoro deve essere visto attraverso una visione strategica trasversalmente. E avere una visione strategica rispetto alla Sardegna, quali sono poi i settori da portare avanti? Mi sto avventurando in un campo non mio, però è quello che io vedo. Se ho punto sul turismo attraverso la formazione, attraverso i tirocini mirati a quel tipo di settore, attraverso delle cose mirate affinché poi venga realizzato quell'obiettivo che io sto perseguendo. Quindi non so se possano essere efficaci o se sono realmente efficaci, perché tutte queste politiche attive all'interno di un contesto senza visione strategica di uno sviluppo generale. E questo è il concetto che io voglio trasmettere, non demonizzando gli strumenti, però calati in questo contesto di crisi da cui non se ne esce, risultano, come dire, inefficaci perché in Sardegna soprattutto attualmente stiamo attuando la seconda misura di garanzia ai giovani e non riusciamo nemmeno a coprire tutti i tirocini formativi. Della serie abbiamo tanti soldi. Non riusciamo quasi a convincere le aziende a prendersi il giovane, ve lo dico brutalmente. O altre politiche giovani e non giovani, perché ricordate che lo strumento di politica attiva, come ho detto prima, quale è il tirocinio, non lo demonizzo riferito al giovane per l'inserimento lavorativo futuro, lo demonizzo invece in security, e vi parlo di un'altra politica attiva sbagliata, tirocini riferiti ai sessantenni. Non so, lì c'entra il concetto di diritto alla felicità, se non altro alla dignità del lavoro, perché quando io mi ritrovo un sessantenne a cui devo proporre un tirocinio formativo, dopo che ha fatto 30 anni di lavoro in un'azienda, in una
degli anni con un tirocinio formativo, io lo trovo veramente drammatico. E quindi mi chiedo, tornando al discorso del turismo, non lo so, io pongo poi le domande anche a voi affinché si possa fare un dibattito in merito. È meglio parcheggiare tutte queste persone a fare tirocini formativi, o forse noi investiamo nel turismo e puliamo tutta la Sardegna dall'immondezza che abbiamo estiva, parlando di emergenze, perché probabilmente se la Sardegna è pulita ci può essere anche un ritorno in termini turistici. Sto facendo un esempio, sto parlando di persone ovviamente adulte, non sto parlando di giovani. Tirocini formativi dei giovani, formazione professionale. È meglio continuare a casaccio a fare avvisi e bandi sulla formazione professionale senza capire le aziende di cosa hanno bisogno e non avere invece, visto che i fondi ci sono, attuare un sistema di formazione professionale a sistema, dico io, non a casaccio a bando. Perché cosa succede? Quando da noi arrivano i giovani, gli proponiamo quello che c'è, non quello che è meglio per lui, gli proponiamo quello che c'è. Tu hai parlato di una misura con il microcredito, la creazione di impresa, noi gestiamo anche questi, ma sapete quante aziende o giovani che hanno aperto impresa hanno fallito il giorno dopo? Perché? Non può essere a bando una misura di politica attiva, quale il microcredito che arriva prima e c'è la scadenza, che apre l'ennesima pizzeria. Spesso e volentieri è così. Per cui noi dovremmo arrivare a un sistema, poi parlo anche dei comuni, di politiche attive e di servizi per il lavoro, perché qui ci sono, guardate bene, c'è l'orientamento per particolari categorie di lavoratori, ma si deve arrivare ad un sistema di servizi e di politiche attive e inserire la persona, sesso giovane, sesso donna, sia persona con disabilità, sia adulto, lavoratore magari in mobilità che ha perso il lavoro, in un sistema, vale a dire che devo avere la politica per quella persona attiva. E poi sono d'accordo col Jobs Act e col 150, perché mi dice benissimo, bisogna cambiare il registro, tu lo devi cancellare il lavoratore con iniziativa per la ricerca attiva del lavoro, perché adesso con la riforma i centri per l'impiego firmano un patto con il disoccupato, noi firmiamo un patto e questo patto vuol dire che io ti ero un servizio, io ti ero una politica attiva e tu ti devi attivare a cercare lavoro. Peccato che non ci sia quasi mai la politica attiva corrispondente. Per cui io dovrei segnalare anche il povero lavoratore 62enne in mobilità che se non viene da me a fare il colloquio di orientamento lo devo segnalare all'INPS finché mi tocca l'indennità. Questo è un po' giorzato. Forse vi sto raccontando un po' come funziona il sistema. Comuni, noi siamo in comune. Reddito minimo. Vi siete mai chiesti perché il Ministero del Welfare e c'è lavoro, e c'è politica sociale, e c'è tutto quello che io ho detto prima, e quindi dovremmo replicarlo a livello regionale. Non può essere che le politiche sociali vadano da sole e le politiche del lavoro vadano da sole, senza mai incontrarsi, perché
spesso i cittadini, l'utenza che viene al centro per l'impiego è quella che visita i servizi sociali ormai più di una volta al giorno. Visita l'INPS, è svalutato il cittadino dal punto di vista dei servizi, non c'è un servizio integrato. I comuni fanno un po' solo la politica del cantiere comunale, perché non interessa altro in genere. Cadono sindaci per i cantieri comunali, guardate bene, quelle famose graduatorie dei cantieri comunali. Politiche del lavoro sono centrate in gran parte, parlo poi di comuni piccoli, poi vabbè, i comuni non sono titolari del lavoro, per cui, però di quella trasversalità sì. Perché quando si lanciano poi i redditi minimi annunciati da un punto di vista del nostro governo, ma poi anche a livello regionale, dobbiamo fare chiarezza anche rispetto a questi strumenti. Perché bisogna fare chiarezza? Perché quando io lancio il Jobs Act prevede l'assegno di ricollocazione, non posso io poi il giorno dopo avere la fila dei cittadini a chiedermi l'assegno di ricollocazione e non spiego che invece quell'assegno di ricollocazione è un bonus che il cittadino può spendere negli enti privati affinché l'accompagnino al lavoro. Non posso. Devo fare chiarezza. Idem per tutti gli acronimi, passando dal SIA, passando dal RACE e arrivando al GREEN. E allora dobbiamo dire che non sono nuove politiche, perché sono annunciate nel Jobs Act, ma non sono nuove. Perché le misure di contrasto alla povertà comunale sono state poi sostituite dal RACE. Quindi voglio dire, non è che sono politiche nuove, confondono il cittadino. Stiamo parlando di SIA, di RACE, signor Presidente Fulco, di RAI ora. Il RAI, che lo stiamo sperimentando adesso, non è una politica nuova. Il RAI dal 1 gennaio 2018, il reddito di inclusione, supererà il SIA. Il RACE, che è una misura regionale, tanto bandita e tanto, come dire, lanciata, quale reddito minimo, non si capiva bene cosa, ma dobbiamo dircelo che Statuto Bravo, così chiamato, è solo un superamento del contrasto alla povertà, quindi risulta che siano state erogate risorse diverse. E seppure sono state erogate risorse diverse, ma perché si dimentica totalmente la centralità della persona che deve essere presa in carico da servizi sociali? La centralità della persona è importante, è sapere quale strumento è riferito a quella persona, perché noi abbiamo snaturato anche quelli che sono i servizi sociali comunali, perché gli assistenti sociali dei comuni non hanno neanche più tempo di ascoltare le persone, tanto hanno burocratizzato tutte queste misure che, ce lo dobbiamo dire, il sistema italiano, un reddito minimo, e quindi anche in Sardegna, non può essere attuato come negli altri paesi europei. Perché? Ve lo spiego io. Perché gli altri paesi europei sono differenti da quelli italiani e sono accompagnate le politiche di sviluppo. Io sono stata qualche mese a Göteborg in Svezia, un modello tanto decantato che si voleva replicare in Italia. È benissimo. E sono d'accordo che ci deve essere solo uno strumento a cui il cittadino privo di lavoro o in condizioni disagiate deve riferirsi. Io non sto dicendo che non ci deve essere, guardate bene, però bisogna fotografare l'esistente e tener conto che quel sistema che abbiamo di ammortizzatori sociali, che se ve li elenco sono almeno una ventina, bisogna, come dire, sintetizzarli e non si può tenere a vita poi il cittadino con un reddito minimo e non trovare mai uno scopo lavorativo. Negli altri paesi sì, il disoccupato rimane 5, 6 mesi, 8 mesi, poi però ha una politica attiva
l'accompagna nel suo progetto di vita e di percorso lavorativo. Io vi ho annoiato, sono andata oltre col tempo, ma sono così, insomma parlare non la sento più. Grazie, no, non c'è.